Il progetto City Circle, attuato insieme all'amministrazione comunale di Udine, rappresenta un'opportunità innovativa per la società urbana. Si tratta di un cambio di paradigma da un'economia tradizionalmente concepita in modo lineare, in cui le risorse vengono utilizzate, trasformate e poi, terminata la vita utile, smaltite, ad un paradigma di tipo nuovo, circolare, in cui all'utilizzo e alla trasformazione delle risorse segue non lo smaltimento ma un riutilizzo. In questo senso, insieme all'amministrazione, è stata individuata all'interno del territorio comunale un'opportunità nel settore dell'energia, in particolare del calore di scarto. Esistono diversi processi produttivi che insistono sul territorio del comune di Udine, in particolare qui processi legati alla trasformazione dei rifiuti organici attuata da NET nel suo impianto nella zona industriale sud e processi di trattamento acqua attuati da CAFC. Questi processi producono energia in eccesso, calore, che attualmente viene perso, viene disperso per una significativa quantità nell'ambiente. Con questo progetto vogliamo applicare la logica dell'economia circolare a questo sottoprodotto, il calore di scarto, per recuperarlo attraverso un progetto di simbiosi industriale. Significa che le due aziende si scambiano materia ed energia al fine di massimizzare il loro utilizzo. Non solo, dai calcoli effettuati dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Udine, al quale è stato assegnato un incarico dall'Agenzia per l'Energia, è risultato che col calore in eccesso c'è la possibilità anche di rifornire ulteriori soggetti nella zona industriale. In questa fase è stato coinvolto il Udine Mercati, mercato nonario, ma in una successiva fase si potrebbe pensare addirittura di integrarlo all'interno di una rete di teleriscaldamento urbana. Questa ultima soluzione permetterebbe effettivamente di massimizzare il recupero, quindi di non disperdere più niente nell'ambiente, raggiungendo i massimi benefici dal punto di vista economico, ambientale e attraverso un'adeguata configurazione tecnica impegnativa di medio periodo, ma assolutamente fattibile.